buongiorno, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura una maxi operazione antidroga, la Polizia di Stato ha eseguito decine di arresti e perquisizioni tra le province di Trapani e Reggio Calabria nei confronti di numerosi soggetti accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di due distinte organizzazioni criminali, tra loro collegate, operanti a Trapani e provincia, in grado di garantire il funzionamento di numerose piazze di spaccio ubicate sia nel capoluogo che a Marsala. È morto Alberto Alessi, deputato della DC per 3 legislature tra il 1979 e il 1994. Aveva 83 anni, lo rende noto il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa, facendo le condoglianze ai familiari. Alessi, figlio del primo presidente della regione siciliana Giuseppe Alessi, dopo la fine della DC del 1992 aderì al PPI di Martinazzoli e nel 1994 al nascente CCD. Negli ultimi anni ha collaborato con il Centro Studi per l'impegno politico dei Cattolici di Bologna. Dopo 10 giorni di agonia non ce l'ha fatta Malia Baggiano, deceduta all'ospedale Cannizzaro in cui era ricoverata. La donna, 59 anni di Capodorlando, è morta per le gravissime ustioni riportate mentre accendeva la stufa a legna della sua abitazione di Contrada Marmaro. In un primo momento era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata di Militello, ma poi è stata trasferita al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È proprio qui che si è registrato il decesso. La procura di Patti ha intanto aperto un fascicolo sull'accaduto. Incendio a Catania ed esattamente in via Santa Sofia, a fuoco la cabina elettrica di un impianto fotovoltaico all'interno dell'area del CUS Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per l'operazione di spegnimento e messa in sicurezza. Le squadre sono rimaste sul posto per accertare anche le cause dell'incendio e per la bonifica delle strutture. I pannelli non sono stati raggiunti dalle fiamme. È tutto per questa edizione, prossimi aggiornamenti a mezzogiorno. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.